Benvenuti al mio nuovo video. Oggi siamo a Vastagna, sono in compagnia del GAM di Piovene, siamo in 10 persone e facciamo il sentiero del V qui da Vastagna. Ciao, a dopo. Metri su asfalto, qui teniamo a sinistra per il sentiero 775, Alta Via del Tabacco, sentiero del V. 1100 metri è 12 km. Il sentiero segue le tracce dei contrabbandieri di tabacco e delle guardie che li inseguivano, quando le masiere, i terrazzamenti, erano adibiti principalmente alla coltura delle pregiate piante. Un chilometro, qui teniamo da destra, Col d'Astiago, 3 ore e 30. Andiamo a vedere postazioni. Qui teniamo la destra, Col d'Astiago, 3 ore, perché a sinistra c'è il percorso attrezzato. Noi, un gruppo fa a sinistra sentiero attrezzato. Questo è il pezzo attrezzato con cordina, ma niente di che. La variante ferrata. Qui è il raccordo del sentiero di prima che abbiamo fatto la deviazione. Dritti. Sempre Col d'Astiago. Piccola deviazione e facciamo merenda. Dopo 739 metri di dislivello e 2 ore di cammino per vedere là.
Malga Col d'Astiago. Montefior in cima là, ma non si vede niente. Qui siamo allo stesso percorso dell'anello dei tre confini che abbiamo fatto io e Elena un paio d'anni fa. Vi metto qui a destra il link del video. Dopo quasi 6 km, 3 ore e mezza e 1100 metri di livello, siamo arrivati a Col d'Astiago, punto più alto del percorso di oggi. Agility dog. Grazie. Dai. Pausa pranzo la faremo in fondo là. Sasso Fozza. In questa piccola baita Malga facciamo pausa pranzo dopo 4 ore di cammino. Dopo breve pausa pranzo, veramente breve, ricominciamo il cammino perché comincia a piovere. Noto una vena polemica nel suo discorso. Andiamo a sinistra, al sentiero 800. Per la discesa faremo il sentiero 800 che parte da Col d'Astiago fino a Malga Col dei Remi. Per incrociare il sentiero 778 Calà del Sasso, detto anche strada di 4444 scalini. Sentiero che ripercorre la via costruita alla fine del XIV secolo per poter trasportare il legname proveniente dal piano di Asiago dei 7 comuni fino a Venezia attraverso percorsi fluviali. (4.444 scalini), 4 scalini, quelli qua, perfetti. Sono molto scivolosi farle in discesa, magari non farle se ha piovuto da poco o sta piovendo. Qua è la parte dove mettevano il legname per farlo scivolare e qua invece sono i 4.444 scalini che agevano la discesa e la salita. Metà della discesa o metà della salita. Curioso da tenersi con le corde. Parecchi di arrampicata. Qui parte la Calà del Sasso. Qui teniamo la sinistra, facciamo un pezzo di asfalto e poi prendiamo un sentiero.
Qui al tornante teniamo la destra, andiamo per il sentiero verso la macchina. Vastagna, noi dobbiamo arrivare in fondo là, dove abbiamo parcheggiato, vicino a casa di riposo. Bel giro, discesa un po' impegnativa perché si scivolava e difatti io sono scivolato. Dopo quasi 7 ore, 15 km e mezzo, siamo arrivati a Vastagna. Adesso torniamo verso la macchina. Vi dico alla fine tutti i chilometri e il dislivello. Dopo quasi 17 km, 1170 metri di dislivello e 7 ore di cammino più pausa a pranzo, siamo ritornati alla macchina. Giro impegnativo per i chilometri, per il dislivello e soprattutto per la discesa, calare di sassi e non è per tutti la discesa, molto scivolosa. Ringraziamento a Flo e al Gamma di Piovene per l'uscita di oggi. Ciao, alla prossima, iscrivetevi al canale, mettete un like, ciao!